Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano. Allora siamo su Formula 1 2014 ma con la mod 2016. Allora ragazzi, non è una mod completa, nel senso chiaramente il gioco ha delle restrizioni, però almeno ci sono insomma i piloti principali su tutte le rispettive scuderie. Io sono con Vettel con la nuova F1 2016 che mi piace tantissimo e niente, c'è anche il Gran Premio del Messico, c'è, quindi per fortuna della Russia, quindi ho messo comunque 19 gare al posto di 21 o 20, adesso non mi ricordo quante sono quelle di quest'anno. Quindi ci facciamo sta carriera con Vettel, aspettando F1 2016 e nella speranza che sia anche più bello perché sinceramente F1 2015 mi ha fatto letteralmente da cagare. Che altro dire, la moda è carina, i ritiri sono fatti bene, ho già fatto dei collaudi, possono uscire 2-3 vetture ma anche 7-8, non mi è ancora uscita la safety car. E niente, finiamo con la Ferrari di Sebastiano Vettel, pole position subito, livello esperto, quindi il penultimo, non leggenda ma esperto, ma Melbourne è una delle mie gare, quindi possiamo far bene. E niente fioi, ora giocare a Formula 1, ho detto scarichiamoci la mod del 2016 così ce la godiamo un po'. Vai raga, raga è la prima volta che registro dall'Alienware, voglio provare a vedere come va. Vai fioi. Bellissima la Ferrari, vai. Ok ragazzi. Vai fioi. E si parte Gran Premio d'Australia, non posso urlare tanto perché non sono in camera mia, sono in salotto e si sente di più. Vai fioi. Subito Hamilton, ci sono anche le scintille, ci sono i contatti, eh. Quindi questa è una bella chicca che ha sta mod. Vai raga, dobbiamo vincere a Melbourne. Nelle gare dove sono favorito bisogna far bene. Però i danni sono dietro l'angolo, quindi stiamo attenti. Nelle 3 simulazioni che ho fatto prima di cominciare il campionato sono finito secondo, quarto e terzo. Insomma, di che sono in gara, in video, vinco per una volta, vediamo. Sarà molto dura, ragazzi. Le Mercedes poi mi recuperano appena cambio con carburante normale, ciao. A me il gioco è chiaramente perfetto con l'Alienware, è una bestia di computer. Vediamo in registrazione come va, speriamo bene. Ok. Hamilton per il momento è dietro, anche la fisica è cambiata molto con sta moda, è veramente fatta bene. Purtroppo non c'è la AS e c'è ancora la Lotus e no Renault, ma vabbè insomma, sti cazzi. E Sebastiano completa il primo giro. Per il momento stiamo tenendo. Comunque raga F1 2015 mi ha fatto proprio cagare, cioè non puoi moddarlo, non c'è la safety car, ci sono i telecronisti rincoglioniti, c'è una roba vergognosa secondo me. Proprio una roba brutta da vedere. E dai, non ho tagliato niente, non rompiamo il cazzo. Ci stiamo andando bene, finora, ma sappiamo che a Melbourne possiamo fare una bella gara. La seconda non è più la Malesia, ma è il Bahrain. Merda. Dobbiamo stare attenti perché li recuperano subito. Vai raga, vai raga. Dobbiamo pompare a cannone ragazzi. Finora nessun ritiro. No? Mamma mia. È bellissimo l'effetto quando colpisci la macchina, c'è proprio la scintilla e il fumo. Su Race Department trovate tutto, eh. Sta arrivando Gigi ragazzi, so cazzi adesso. Ho fatto la pole con 1.27 qualcosa mi sembra.
Dai raga. Attento come. Dai Gigione là. Per il momento teniamo. No, ma l'ha presa malissimo questa. Dai, spingi comandissimo. Ah, Dio mio. Hamilton è un osso duro, ragazzi. Gigione è un osso duro. Gigi contro Veneziano, signori. Anzi, contro Sebastiano, contro il nostro Bibitaro, raga. Dai, Comendone, dai. Bravissimo Come. Che sofferenza, ragazzi. Safety car, ragazzi, safety car. Subito. Si sono ritirate ben 4 macchine nello spazio di mezzo giro. Mai successo nelle 3 prove, subito safety car. Non mi va benissimo perché avevo un buon vantaggio. Cioè un buon vantaggio, avevo un piccolo vantaggio. Vabbè. Adesso accodiamoci dietro la safety car. Non posso andare ai box perché è troppo presto. Vediamo se Gigi va, speriamo di no. No, non va ai box, ok. Abbiamo messo la miscela lenta. Andiamo a prendere la safety car. E subito safety car, vedi, per questo è bello il 2014, puoi modarlo e hai questi colpi di scena. Ok. Adesso ci accodiamo tutti. Almeno posso tenere un po' le gomme, non è male. Ok ragazzi, la safety car entrerà ai box in questo giro. Vai. Stiamo attenti adesso. Vai Kuma, vola. Tutti vanno ai box adesso. Ci sarà una bagarre incredibile. Dai Comendone. Io a sto punto devo approfittarne delle gomme, comunque ancora messe bene morbide, e provo ad allungare, vediamo. Dai Comendone. Le gomme stanno ancora benissimo. Dai, come spinge a cannone. Devi spingere come un porco adesso. Vai tedescone. Very good. Siamo a metà gara, siamo. Mi rimango fuori un altro giro. Dobbiamo rischiarla, Fioi. Yes. Giro record del Cume. Dai, questa tattica deve funzionare. Fastest lap di Seba. Bravissimo, dai, dai. Ci stiamo migliorando ancora.
Beh, che secondo me hanno sbagliato ad andare in box tutti insieme così. Dai che hanno sbagliato. Ho guadagnato un secondo su Raikkonen in un giro molto bene. Perfetto. Dai, sono concentrato ragazzi, scusate. Dai che Sebastiano vuole cominciare il pipitarone nostro con una grande vittoria. Dai, al prossimo giro va di box. Al prossimo giro box. Devo fare un altro buon giro, eh. Ok. Cazzi tuoi, Perez. Ok, perfetto. Ho guadagnato un altro secondo da Raikkonen. Molto bene. Dai, spingi come spingi. Sì, anche perché sento le gomme un po' messe male. Quanto Maldonado, c'è ancora Maldonado qua. Maldonado terzo, incredibile. Ok, come vai. Box, box, box. Perfetto. Carburante basso. E vediamo se riusciamo a rimanere primi. Raikkonen rimane dentro ancora, fio, incredibile. Buono. Perfetto. Ma le Mercedes dove sono? Perché altri ritiri non ce ne sono stati. Hanno proprio sbagliato la... Hanno sbagliato la strategia. O devono ancora andare ai box? Noi che rischiamo subito la doppietta Ferrari. Ma Raikkonen deve andare ai box. Non può non andare. Non può non andare Raikkonen. E la safety car ha cambiato tutto. Tanto Button è terzo adesso. Non sbagliamo come. Per cortesia. Speriamo che vada ai box Raikkonen perché... Se no guadagna, ma... Anche lui le gomme finite, cazzo. Raikkonen ai box, sì. Dai come sorpassalo. Dai come. Vai, 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 vai. Oh yes. Raga, sta iniziando l'ultimo giro e siamo in assoluto controllo. E possiamo fare una super doppietta. Tanto 5 ritiri, 15 macchine, 15 vetture rimaste. E la Ferrari vuole cominciare alla grande. Speriamo, raga, speriamo. La concentrazione è massimale. Dai, Kimi, tieni il secondo posto, Kimi, mi raccomando. Kimi si sta avvicinando anche, eh. Era a 6 secondi. Sono anche in gestione io, per carità, però...
Vai Sebastianino. Vai Bibitaro. Perché lui sarà sempre il nostro Bibitaro. Invece Rikkionen, il grande Rikkionen, è così che si chiama, Kimi Rikkionen, è secondo. Vai raga. Signori, ultime curve. Ultima curva. E Vettel va a vincere il Gran Premio d'Australia 2016. Grande Seba, grande Seba, grande Seba. Yes! Grande vittoria. Mamma mia. 1.28.2 il mio giro veloce, bene. Paul, vittoria, giro veloce. Ok. Hamilton ottavo, ragazzi. Rosberg addirittura ritirato. Perez, Alonso, Grosjean, Rosberg e Bottas. Qua recuperiamo molti punti sulle Mercedes in questa prima gara. Ok, classifica piloti. E andiamo, raga. Prossima gara, Bahrain. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!